Mi pare che siamo in diretta anche sui canali social, quindi buongiorno a tutte e a tutti quanti. Scusateci di qualche minuto di ritardo, lo dico anche a chi è qua, ma anche a chi ci segue da casa, e grazie a tutti i presenti a questa presentazione del progetto di legge per i caregiver familiari che appunto tra poco vi illustreremo. Prima di iniziare con i ringraziamenti e poi con la presentazione del progetto di legge, lascerei la parola alla capogruppo Vanessa Camani. Qui in sala ci sono anche gli altri consiglieri che hanno sottoscritto il progetto di legge, quindi Anna Maria Bigon, Francesca Zottis, Andrea Zanoni, Jonathan Montanariello. Tutto il gruppo ha ritenuto che questo fosse un tema di particolare importanza. Quindi lascio subito la parola alla capogruppo e poi procediamo con l'illustrazione. Grazie Chiara, intanto è un piacere presentare il primo progetto di legge della collega Luisetto. È acceso? Spero si senta, se no cercherò di avere una voce più alta possibile. Ecco, ora sì. Dicevo, con piacere presentiamo il primo progetto di legge della collega Luisetto, che non a caso parte da un tema che riguarda in generale il sociale, come ama definirlo lei, ma che riguarda in realtà la vita di tantissime persone anche nella nostra regione. Perché anche nella nostra regione il numero di anziani, di non autosufficienti, di persone in difficoltà è in continua crescita. Il modello del sistema e il sistema dei servizi sociali non sempre è sufficiente a garantire a tutte le persone che hanno bisogno la cura e il sostegno necessari, e questa figura del caregiver, cioè di quella figura che per ragioni affettive sceglie di prendersi cura di chi ha bisogno, è necessario che sia strutturata dentro una proposta di legge che non solo sostenga, appunto, poi Chiara lo spiegherà meglio, il lavoro che queste persone svolgono all'interno del loro nucleo familiare o affettivo, ma che ne riconosca anche il valore strategico all'interno, appunto, del sistema di welfare regionale. Manca una legge nazionale e questo non ci aiuta, ma molte regioni hanno già cominciato a intraprendere percorsi legislativi che consentano di sostenere appunto l'attività che i caregiver fanno all'interno dei loro nuclei affettivi. Anche noi, proprio perché pensiamo che anche la Regione del Veneto debba essere all'avanguardia rispetto alla cura della persona e anche all'implementazione di tutti quegli strumenti fondamentali per accrescere la coesione sociale, abbiamo inteso avanzare questa proposta di legge, rispetto alla quale chiediamo la calendarizzazione e l'approvazione più veloce possibile anche nei pochi mesi che mancano da qui alla fine della legislatura. Ritorno la parola a Chiara, che ringrazio a nome di tutto il gruppo. Diamo un applauso spontaneo. Grazie Vanessa e grazie davvero a tutto il gruppo del Partito Democratico. Voglio fare un ringraziamento speciale ai presenti e anche a chi ci sta seguendo da casa. Sono qui presenti le rappresentanze dei pensionati di CGIL, CISL e UIL, il vicepresidente di Feder Solidarietà Veneto, ci sta seguendo da casa il direttore di Lega Coop e ringrazio davvero anche i tantissimi amministratori, associazioni e realtà. C'è anche CNA Padova Rovigo pensionati e le tante realtà di terzo settore, le associazioni, i cittadini e gli amministratori che ci stanno seguendo da casa. E ringrazio ora, ma poi lo farò compiutamente, Loredana Ligabue che interverrà ad un certo punto di questa nostra conferenza stampa, segretaria di CARER, Associazione dei Caregiver Familiari, che dal 2013 opera non soltanto in Emilia Romagna ma con un respiro assolutamente nazionale, che si è fatta promotrice della legge dell'Emilia Romagna sui caregiver, che c'è dal 2014 e quest'anno è stata revisionata, e che ha svolto un ruolo importantissimo nelle audizioni in Camera e Senato per quella che dovrà essere una legge nazionale. Ringrazio altresì tutti gli uffici del gruppo del Partito Democratico che sono stati importantissimi nella redazione di questa proposta di legge e oggi sono qui presenti tutti i collaboratori. Perché siamo qui oggi? Inizialmente e soprattutto per fare rumore attorno ad un tema che è spesso coperto da silenzio, e questo silenzio crea solitudini e crea diseguaglianze, ed è un silenzio attorno al tema della cura che riteniamo non essere più
non essere più accettabile. Crediamo ci debba essere un'assunzione di responsabilità da parte delle istituzioni, prima tra tutte quella del Consiglio regionale. Perché abbiamo pensato a questa proposta di legge? Qui ci sono due espressioni che vi lascio leggere, vi lascio condividere. Sono due espressioni che ci mostrano come non esista una prospettiva tale da giustificare ulteriori attese e ulteriori rinvii per disciplinare il sostegno a chi si prende cura, alle figure che hanno scelto per necessità o appunto per generosità di fare di esercitare questo supporto a chi è più fragile. Con questa proposta di legge vogliamo dire che rinvii e attese appunto non sono più possibili e vogliamo valorizzare la funzione sociale nel sistema di welfare del caregiver riconoscendogli diritti, il diritto all'informazione, alla formazione, al sollievo, quindi ad interventi che lo supportino, il diritto a vedersi riconosciute competenze acquisite nel periodo in cui si prendono cura di una persona cara, come ben diceva Vanessa. Perché dunque, nello specifico, abbiamo visto perché in termini di valori, di urgenza serve una proposta di legge, ma perché in termini più concreti. L'Italia il 3 ottobre del 2022 è stata condannata dal Comitato ONU per i diritti delle persone con disabilità perché non dà una tutela giuridica al caregiver. Non esiste infatti una legge che in Italia disciplini questa figura. Ci sono semplicemente due commi di una legge di bilancio del 2018 che ci danno una prima definizione di caregiver e istituiscono il fondo per i caregiver, a cui doveva succedere una legge che ancora purtroppo manca. E non esiste neanche un dato preciso e aggiornato a livello nazionale del numero di caregiver. Quello che sappiamo, ma è un numero assolutamente aumentato rispetto ai 2.800.000 persone che dall'indagine Istat 2018 ci venivano indicati, è che quello che sappiamo, dicevo, è che le persone che svolgono questa funzione di cura sono moltissime e lo fanno nel silenzio e, dicevamo prima, spesso nella solitudine di un ambiente domestico nel quale le istituzioni devono iniziare, a nostro avviso, ad entrare. Un recentissimo studio di FNP CISL in queste settimane ci ha mostrato come l'83,6% dei caregiver veneti si senta totalmente abbandonato dalle istituzioni e oltre la metà di questi ritengono che questo ruolo di cura abbia un impatto diretto sulla loro salute mentale e sulla loro salute fisica. Sono dati significativi perché ci mostrano un mondo che viene prima dell'istituzionalizzazione, prima della struttura, ma che è un mondo, tra virgolette, sommerso, nel senso che è un mondo che di cui si parla pochissimo, che però ha delle esigenze e dei bisogni specifici. Allora, chi è il caregiver in questa legge? Per noi chi è? Per noi è la persona che volontariamente, in modo gratuito e responsabile, senza obbligo di convivenza, residenza o domicilio comune con la persona di cui si prende appunto cura per ragioni affettive di una persona cara consenziente, in condizioni di non autosufficienza, che abbia bisogno di un ausilio anche di lunga durata e non in grado di prendersi cura di sé. Il tutto all'interno di uno strumento che è il piano assistenziale individualizzato, dove ciascuno sceglie che pezzo di parte avere nella storia della persona che si sta assistendo e lo sceglie con responsabilità, con consapevolezza. I termini chiave sono sicuramente gratuità, affettività, volontariato, volontarietà e responsabilità. C'è una condivisione in questo ruolo. E che cosa fa di preciso il caregiver? Nella legge noi abbiamo chiarito che è la persona che assiste secondo i bisogni della persona cara assistita e cura la persona nel suo ambiente e il suo ambiente domestico, supporta la sua vita di relazione, concorre al suo benessere psicofisico, presta aiuto nella mobilità, nelle attività, nelle necessità varie della vita quotidiana, dal disbrigo delle pratiche amministrative all'esserci nei diversi momenti della quotidianità. E soprattutto noi non crediamo che debba sostituire
sostituirsi ovviamente ai servizi del sistema integrato sociosanitario, che per noi ricordiamo è sempre un valore, un punto di partenza importante, ma li integra e li potenzia, potendo accudire la persona nel modo migliore e più vicino possibile, sempre all'interno di quel piano nel quale si sceglie di far parte della vita di questa persona anche formalmente, che è il piano assistenziale individualizzato. Allora, quali sono i compiti che noi chiediamo alla Regione di svolgere nei confronti dei caregiver familiari? La Regione promuove innanzitutto le reti associative, promuove la costituzione delle associazioni dei caregiver e anche riconosce loro un ruolo nella promozione e nella creazione dei piani di zona, gli strumenti attraverso cui si organizzerà il sociale sempre di più con gli ambiti territoriali sociali, e poi attraverso le ULS e gli ambiti, che hanno un ruolo centrale e lo vedremo tra poco nel dettaglio, sostiene le figure dei caregiver. Promuove intese e accordi con le parti sociali, datoriali e con le organizzazioni sindacali. Abbiamo voluto dare un ruolo importante anche alle organizzazioni dei pensionati in questo disegno di legge. Perché? Perché promuove accordi con le parti sociali, per garantire servizi di welfare mirato, per lavorare su una flessibilità del lavoro, su un lavoro agile e per integrare quello che è il bisogno di cura, del tempo di cura da conciliare con il tempo di lavoro. Anche sono previsti accordi, la possibilità di costituire, di promuovere accordi con le rappresentanze delle assicurazioni per gli infortuni, quanto conta questo nel benessere psicofisico di cui parlavamo prima, nella vita del caregiver, e poi una serie di altre azioni tra le quali vorrei evidenziare la valorizzazione delle competenze acquisite. Chi è caregiver per anni, per tempo, per un lungo tempo, aumenta e acquisisce delle competenze specifiche nell'assistenza della persona e lo fa anche perché viene assistito e formato dalle realtà istituzionali secondo la nostra proposta di legge. Lo fa e dunque deve avere un riconoscimento di queste competenze nell'accesso al lavoro o magari nel ricollocarsi a livello lavorativo dopo anni che si prende cura di un proprio caro. Abbiamo previsto questo tipo di azioni. Dicevo che le aziende ULS e gli ambiti hanno un ruolo centrale. Ce l'hanno nell'informare, nell'orientare e nell'affiancare il caregiver nella sua attività di assistenza. Chiediamo che assicurino una formazione ai caregiver nel lavoro di cura quotidiano, che li supportino a livello psicologico e attraverso gruppi di mutuo aiuto e arrivino anche ad individuare soluzioni di emergenza o programmate per dare sollievo attraverso interventi che diano sollievo alla persona che si sta prendendo cura di un proprio caro. Infine intervengono anche perché ci sia un'adeguata domiciliarizzazione delle visite, proprio perché questa persona non può spostarsi, non si può muovere, quindi abbiano un sistema di prossimità ancora più vicino. Questi sono i principali obiettivi. Poi abbiamo inserito attività di sensibilizzazione, l'importanza per la Regione di raccogliere materiali, documenti, buone pratiche per arrivare anche alla costituzione in prospettiva di un osservatorio che monitori, organizzi quelli che sono i dati sul territorio. Abbiamo visto quanto sono importanti i dati. Ma abbiamo previsto una cosa molto importante che alcune leggi regionali hanno, sono 12 le regioni che hanno già legiferato, più la provincia autonoma di Trento, e ad esempio la regione Emilia-Romagna fa un focus particolare che noi abbiamo voluto riprendere e rafforzare sui giovani caregiver. Ci sono ragazzi non ancora maggiorenni che direttamente o indirettamente sostengono un proprio caro, un fratello magari, un genitore addirittura, un nonno o qualcuno che è caro alla loro famiglia e lo fanno come caregiver. Abbiamo voluto, diciamo, sottolineando quella che è il livello europeo fissato dei 24 anni, indicare questi caregiver come figure che hanno bisogni specifici in ambito educativo, per quanto riguarda la loro istruzione, per quanto riguarda anche il loro benessere psicofisico. E in questa legge abbiamo voluto che vengano valorizzate le loro competenze attraverso una regione che stipuli protocolli di intesa con l'ufficio scolastico regionale, con gli atenei, con le istituzioni scolastiche generali, perché quello che loro imparano
accudendo un proprio caro, sia oggetto di una valorizzazione del loro percorso scolastico e venga considerato il loro ruolo anche nella transizione nel percorso scuola-lavoro e nell'accesso e nel facilitare l'accesso al lavoro. Questi sono i punti principali. Per tutto questo vogliamo che ci sia un fondo dedicato a livello regionale e che si creda che è il momento di investire nella cura, non solo nel chi è curato, ma nel chi si prende cura. Per raccontarvi un'esperienza che secondo noi è stata illuminante, lascerei la parola a Loredana Ligabue, che come vi dicevo è molte cose, ma tra queste è anche la segretaria di Carer e ha veramente ispirato moltissime delle proposte di legge sui territori, e da lei sono andata anche ad ascoltare e imparare un'esperienza più che decennale nei territori vicini, a dire che si può fare, che possiamo farlo anche noi e che ci si deve solo credere. Grazie Loredana di essere con noi, ti lascio la parola per il tuo intervento. Grazie a te Chiara, grazie al Partito Democratico per questa proposta importante sul territorio della Regione Veneto e certamente grazie a tutti coloro che sono lì presenti, che vorranno, potranno insieme a chi ascolta da remoto arricchire un testo con testimonianze, esperienze, suggerimenti, perché la cura è questo, è sapersi mettere in relazione prima di tutto con la persona che ha più bisogno, ma con gli altri che vivono queste situazioni, che sono nel proprio territorio, nella propria prossimità, nei propri contesti di vita e di relazione. Lunghi anni, 10 anni di esperienza dall'approvazione della legge che nel 2013 abbiamo proposto alla Regione Emilia-Romagna, partendo da elementi che emergevano con forza nella realtà europea. Non sto qui a raccontarvi, non ho tempo per entrare nei dettagli, ma certamente per dire che l'impegno importante di questi anni trova luce nell'ascoltare l'intervento di Chiara Luisetto e nel sapere che siete lì a partecipare per arricchire questo tipo di percorso, perché la cura e l'impegno a sostegno dei caregiver è prima di tutto un grande aspetto culturale, riconoscere che c'è un soggetto che nel percorso complessivo della società dell'invecchiamento ha subisce problematiche e sofferenze che sono legate alla trasformazione appunto della vita dei propri cari e di un contesto di interventi sociali, sociosanitari e sanitari che si trovano di fronte a delle svolte importanti, la necessità di rimettersi in campo, di ripensare e ricostruire il welfare. In questo nuovo welfare è importante che ci sia con chiarezza, a fianco di un nuovo ruolo, di nuove competenze, di nuove integrazioni tra il sociale e il sanitario, in stretta relazione con le associazioni di volontariato e le azioni di comunità, il ruolo del caregiver familiare, di chi è vicino alla persona che ha bisogno di assistenza per ragioni affettive, con continuità, ne conosce la vita, i desiderata, le esigenze, le esperienze, i passi richiesti, tutto quello che fa parte dell'essere in sintonia e in forte relazione appunto con chi non è più nelle condizioni di poter esprimere compiutamente le proprie funzioni quotidiane. Aggiungo che cosa rispetto alla grande rilevanza e importanza di comprendere che entra un nuovo soggetto di diritto, e questo nuovo soggetto di diritto ha bisogno da un lato di essere chiaramente riconosciuto, identificato, sostenuto, mentre prosegue e si rafforza l'azione di attività di servizio e supporto del proprio caro, perché la cura oggi è sempre di più caregiver familiare insieme a operatori dei servizi sociali e sanitari, insieme all'associazionismo, nella costruzione di un welfare di comunità in cui la persona che ha necessità di cura si senta incluso e si sente in questa direzione supportato nelle sue complessive esigenze che sono anche di pari opportunità di vita del caregiver familiare. Non abbiamo in questo tipo di direzione una legge, si sta però lavorando al tavolo nazionale, si sta lavorando in Commissione Affari Sociali della Camera, auspichiamo che si pervenga ad una legge, che sia una legge inclusiva, che accolga, come è stato fatto nella proposta che qui è stata presentata,
una visione e un'identificazione ampia del caregiver familiare, perché tale è la realtà della vita, della quotidianità, della relazione tra le persone che vivono proprie scelte e proprie necessità di coniugare la cura con il lavoro, la propria progettualità di vita con i bisogni della persona cara, con la capacità che questa legge dovrà avere sempre di più e mettere nero su bianco di riconoscere dei diritti con tutele crescenti rispetto al reale fabbisogno e stanziare risorse importanti, perché in questa direzione noi dobbiamo aver chiaro che la cura è un pilastro fondamentale della società attuale e della società del prossimo futuro. Perché una regione oggi deve fare una legge? Perché è fondamentale, come veniva detto prima di me, che la comunità regionale, le comunità locali, tutti gli elementi che rappresentano il vicinato, l'affettività, le relazioni agiscono in sinergia con chi ha necessità di cure, con chi in prima persona si mette in gioco appunto il caregiver familiare per agire e sostenere non solo quello che ad esempio è oggi l'identificazione giuridica del caregiver familiare, che parte dall'avere già il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento o della disabilità grave ai sensi della 104 alla persona assistita, ma comprenda che dal momento in cui comincia il dolore, l'esigenza di stare vicino, di dare supporto, di dare aiuto a una persona la cui vita cambia per la malattia, per un incidente, per una disabilità acquisita, in quel momento quella comunità, quei servizi devono poter porgere una mano, quella mano che si esplicita in questa proposta di legge che mette in evidenza appunto come sia assolutamente necessario che ogni realtà territoriale, ogni realtà regionale si metta in gioco con risorse, con operatori, con attività di con informazione, dando sollievo, riconoscendo tra questi i più deboli, i giovani caregiver, ed essere quindi in grado di fare della cura quella dimensione sociale che è assolutamente collegata alle grandi trasformazioni demografiche e sociali appunto che stanno avvenendo nelle nostre comunità. Grazie. Grazie di cuore Loredana. Come avete sentito, insomma, le esperienze che ci sono in altri territori hanno aperto la strada e veramente ci dicono il momento che non si può aspettare oltre. Quella dimensione sociale di cui ci parlava Loredana è il passaggio da fare quando parliamo di cura. Non è più il silenzio e la gestione della tua casa, ma è una questione che riguarda tutta la comunità in cui la persona da assistere e tu che la assisti siete inseriti. So che non abbiamo molto tempo, per cui chiedo innanzitutto se ci sono domande da parte della stampa. So che ci sono anche, li citavo prima, le forze sindacali, la presenza anche delle forze che aggregano il terzo settore, quindi se qualcuno ha piacere di fare un breve intervento è molto ben accetto. C'è anche, cito per prima Maria perché ce l'ho qua davanti, cerco di capire appunto se ci sono prima domande alla stampa e poi lasciamo gli interventi. Prego.